Intanto il match tra Renzo Lo Piccolo e Borgetto Giardinello è iniziato, quindi mettiamoci comodi e seguiamo il secondo atto di questa doppia sfida. Parte Cusimano, la risposta di Totò Versace. Tanto Rosselli sventaglia per Longo in mezzo a due, vince lui, va via, messo giù, rigore. De Luca contro Di Maggio, fischia il direttore di gara, parte De Luca, alto sopra la traversa, ancora il numero 2 blu cerchiato, opportunità per Cusimano che rientra sul suo mancino, calcia facile per Versace, opportunità Renzo Lo Piccolo, Landa col petto per Scrozzo, si va da Longo, va a chiudere Lo Piccolo, occhio al buco difensivo, e allora Cusimano davanti a Versace, Cusimano, Versace, un miracolo che vale 3 gol in 1 al tramonto del primo tempo, con i giallorossi che detengono il possesso della sfera. Subito un lancio da parte di Rosselli per Landa, la sponda per Longo, subito pericolosi i ragazzi di Dino Marino, e allora Rosselli in verticale da Landa, può liberarsi per calciare con il destro, ma il gioco prosegue. Rosselli avanza, palla per Scafidi, si sta buttando nello spazio Longo, Scafidi, Rosselli, il tiro col destro, si sacrifica molto bene tanto il difensore del Renzo Lo Piccolo, e poi imbucato corso davanti a Versace, palo, e poi ancora Renzo Lo Piccolo, palla in mezzo, Cusimano, Scrozzo palla, tanti brividi al Pavazza. Procida, Landa, è partito Longo, servito, l'aggancio, c'è De Luca in area, Longo l'ha visto, c'è Scafidi a rimorchio, Longo fa tutto solo e calcia, parte Rosselli col destro, illusione del gol, ad un passo dall'1-0 il Borgetto Giardinello, è partito Rosone, di testa, subito per Ferrante, ancora la palla per Rosone, c'è De Luca in aria, arriva anche Angelo Ferrante, Rosone aspetta, la palla per Scrozzo, da Pizzo, che avanza, Pizzo, la gioca per Corso, c'è spazio per calciare, sul fondo di niente, poi De Luca, torna da Alex San Vito, Rosone salta l'uomo, può andare in mezzo, fermato, e c'è calcio di rigore, rincorsa breve De Luca, parata di Di Maggio, 2 rigori sbagliati su 2, Alessandro Scrozzo che sfida Di Maggio dagli 11 metri, Scrozzo intuisce Di Maggio, ma non basta, la piazza il borgettano Doc, rigore contro Versace, la parata, sbaglia De Luca, parte Rosselli, palo, rigore del Renzo Lo Piccolo, alto, Rosone va col destro, secco e quasi centrale, spiazzato Di Maggio, Versace. Stavolta il pallone finisce direttamente sotto l'incrocio, parte Ferrante, ricorsa lunga e non sbaglia di vincere questa partita, ma Maniaci lo spiazza. Pronto Capitan Procida, va col mancino, traversa, la partita continua, è Corso contro Versace, lo prende Versace e va agli ottavi di finale della Coppa Italia Promozione. Il Borgetto Giardinello con i guanti del suo portiere termina 3-2 la lotteria dei calci di rigore.